Profughi, tensione a Bagnoli, gruppo di migranti rifiuta il trasferimento in una piccola struttura in un altro comune della Bassa Padovana, intervengono i carabinieri. A Vicenza intanto rabbia contro il nuovo bando della prefettura. La frontiera del degrado a Venezia continua ad avanzare, 2 filmati in rete mostrano coppie impegnate in amplessi all'aperto in centro storico, cittadini indignati. Nuova allerta della regione per rovesci e nubifragi nelle prossime ore e fino a venerdì possibili fenomeni violenti dalla pedemontana alla pianura. Frana di Cortina, mentre una prima stima di danni parla di almeno 7 milioni di euro, i residenti evacuati sabato scorso non possono ancora far rientro nelle abitazioni, lo ha deciso il vertice di oggi. Manca poco più di un mese all'inizio della scuola che quest'anno dovrà fare i conti con l'applicazione della legge sulla obbligatorietà dei vaccini. Il Codacons dice rischio caos. Dramma nell'Odigino, 20enne picchiata ripetutamente dal marito che la rinchiude in camera per giorni senza cibo. La giovane riesce a chiedere aiuto e denunciare l'aguzzino. Medaglia del Comune di Napoli per Valeria, la 32enne trevigiana, protagonista del post su Facebook che ha registrato 34.000 like. Stamani il sindaco De Magistris ha incontrato la ragazza e l'ha premiata in comune. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati. Questa è l'edizione del Veneto, dei nostri telegiornali che si apre, l'avete visto e sentito dai titoli, tornando a parlare ancora una volta della gestione sempre più difficile e difficoltosa dei migranti in Veneto, soprattutto negli hub, i cosiddetti hub, i centri di accoglienza più grandi. Tra questi, lo sappiamo, con 750 migranti al suo interno c'è l'hub di Bagnoli di Sopra. Oggi nuova tensione, stavolta però perché un gruppo di profughi ha rifiutato il trasferimento in un altro comune. Nel centro di accoglienza di San Siro la tensione è palpabile, le proteste iniziate lunedì sono riprese oggi. Un gruppetto di profughi infatti ha rifiutato il trasferimento in una piccola struttura in un altro comune della Bassa Padovana. I momenti di tensione sono quotidiani perché l'alto numero di migranti, il caldo, il modo con cui sono gestiti, crea effettivamente tensioni. La prefettura effettivamente voleva spostare 5 ragazzi, 5 migranti, 3 dei quali hanno protestato perché vogliono essere spostati in un centro più grande, in una città più grande tipo Padova. Alla protesta si sono aggiunti anche altri migranti che per alcune ore hanno bloccato i cancelli della base. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per riportare la situazione alla normalità, se di normalità si può parlare in una struttura dove sono stipate 750 persone. Ho lanciato questa ipotesi di ritrasferire a Padova quelli lo stesso numero che un anno fa è stato spostato a Bagnoli per incrementare ulteriormente i disagi della Bassa Padovana e di Bagnoli. Da Padova sono arrivati e a Padova devono ritornare. La proposta del sindaco di Bagnoli di Sopra per alleggerire la situazione difficile della base di San Siro è quella di trasferire 300 migranti in città. Ma se con l'amministrazione Bitonci le porte sono sempre state chiuse, ora l'amministrazione Giordani Lorenzoni pare essere più possibilista. Intanto a Vicenza le opposizioni sono sulle barricate dopo la firma del bando di accoglienza da 74 milioni di euro nella sola provincia berica. È una cifra vergognosa e ricordo proprio il momento in cui i vicentini sono in difficoltà, la crisi della Banca Popolare di Vicenza. Il governo, tramite la lunga mano del prefetto, fa un bando da 74 milioni di euro per i richiedenti asilo. E ricordo che sono 150 miliardi delle vecchie lire, soldi che potrebbero essere impegnati nel sociale per le persone in difficoltà, per i veneti, per i vicentini che non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese. Con questo bando si andrebbero a spendere quasi 100.000 euro al giorno, cioè 200 milioni delle vecchie lire, un vero e proprio scandalo. 74 milioni di euro impiegati per l'accoglienza dei 2.900 migranti, numero destinato a crescere da ottobre 2017 fino a settembre 2019 nella sola provincia di Vicenza, e scoppia lo scandalo. Insomma, un governo che usa 2 metri e 2 misure, cittadini di serie A, i profughi, e di serie B, in questo caso i vicentini. Lega Nord e Forza Italia, questi ultimi con un'interrogazione, si mobilitano in città.
devono opporsi assolutamente a questo tipo di accoglienza. Noi chiediamo innanzitutto se il sindaco, come ufficiale sanitario, ha approntato delle misure per verificare all'interno dei centri di accoglienza se innanzitutto le condizioni igieniche sono garantite e poi se vi è la presenza di determinate patologie, perché scabbia e tubercolosi, che erano malattie ormai debellate in Italia, stanno riemergendo. Una situazione che sta diventando sempre più difficile in una città come Vicenza. Beh, noi abbiamo 3 volte tanto il numero di immigrati o di clandestini, come abbiamo chiamarli noi. Vicenza non ce la fa più, ormai la situazione sta diventando ingestibile. Il sindaco, dicono, ha il dovere di lottare per tutelare i suoi cittadini. Un controllo da parte del sindaco e da parte del comune ci deve essere, se non altro per dare la sensazione ai nostri cittadini che il comune c'è. Il Partito Democratico è forza di maggioranza a Roma, governa il paese e esprime anche dei parlamentari nel territorio vicentino che fino ad oggi non abbiamo mai sentito. Allora la Venezia violata dal degrado, ma anche oltraggiata dai video di coppie intente in amplessi, in rapporti sessuali en plein air, in calle, spesso davanti ai turisti, ripresi questi video e poi fatti girare sul web. Perché i video? Perché oltre alle immagini che hanno fatto in queste ore Indignato Venezia, hanno fatto il giro del web diventando virali, spunta un nuovo video, un nuovo filmato con le immagini di una seconda coppia intenta a consumare un rapporto sessuale, stavolta all'interno di un imbarcadero a CTV. L'amplesso en plein air all'ombra del ponte di Rialto a quanto pare non è stato un episodio isolato, ma l'inizio dell'ultima folle moda di questa indimenticabile estate veneziana. Dormire nudi sui pontili 2 settimane fa sembrava il massimo della trasgressione, ma era solo il primo gradino dell'incredibile escalation oggi giunta all'apice. Ecco le immagini riprese da un tassista di passaggio che mostrano una seconda coppia darsi da fare all'interno di un imbarcadero a CTV in zona Rialto. A pochi passi quindi dalla scena del primo filmato diventato virale nelle scorse ore, che in 14 brevi ma intensi secondi ritraeva la foga di una coppia di orientali. Here we go, boy! Here we go! Equamente suddivise le reazioni degli occasionali spettatori tra divertite grida di incitamento e indignati appelli al pudore. Il video, condiviso compulsivamente, prima su WhatsApp e poi su Facebook, ha scatenato in città la consueta ridda di polemiche. La stagione cinematografica, che a seconda del temperamento sta divertendo e inferocendo i veneziani e il popolo di internet, era cominciata a metà luglio con gli spettacolari tuffi dal ponte di Calatrava di un gruppo di turisti belgi, per proseguire con le violente risse in piazza San Marco tra venditori abusivi che si contendevano al territorio, coi già citati nudisti che dormivano serenamente su un pontile e con l'appassionante 1 contro 1 tra gondoliere e borseggiatrice ai piedi del ponte degli Scalzi. E ovviamente anche di fronte a questo secondo video, ma anche di fronte al primo diventato virale, le reazioni oggi a Venezia non sono mancate. Hanno ripreso questa coppietta che stava facendo l'amore proprio a 2 passi da Rialto. Sì, è uno schifo che non si può, dovrebbero fare qualcosa di più forte per questa gente, qua arrivano, fanno quello che vogliono. A mio avviso c'è poco controllo, anche se dicono che ce ne sia a sufficienza. Quando succedono queste cose non c'è mai nessuno, insomma. Le leggi ci sono, solo magari non le fanno rispettare probabilmente, o non hanno mezzi o cosa, però questo succede. Ma penso che sia necessario che si lavori sulla valorizzazione della città e insegnare anche che cos'è Venezia, non un parco giochi, un parco a tema. Le forze dell'ordine presidiano in modo adeguato il territorio, secondo lei? Ma non penso sia solo una questione di forze dell'ordine, anche proprio di mentalità comune, sia dei turisti che degli abitanti della città. Non penso che col presidio delle forze dell'ordine si possa solamente con quello, risolvere il problema. È proprio la società che è cambiata, non c'è più rispetto per niente, per nessuno, non ci sono più limiti, tutti fanno quello che vogliono. Questo potrebbe succedere ovunque, anche perché se le persone bevono non sono coscienti di quello che fanno. Il degrado però, mi permetta di dirglielo, un po' lo si vuole. Quando si accoglie questo afflusso di gente bisogna anche programmarlo. Questi flussi turistici non sono ben organizzati in città? Per niente, non sono per niente organizzati, sono lasciati al caso. Senta, ma di questa coppietta cosa ne pensa? Ma io li metterei in galera una quindicina di giorni e una bella multa salata, oltre alla denuncia di scena in luogo pubblico e stato ubriachezza nel caso fossero ubriachi. Ci vogliono pene più severe? Ci vogliono le pene giuste e devono farle rispettare.
Adesso le ore di paura per tanti turisti, anche turisti veneti, in queste ore in Istria per le scosse di terremoto che hanno colpito il Quarnaro, che sono state avvertite anche a Trieste. Un vero e proprio sciame sismico iniziato dopo le 22:40 di ieri sera, che ha visto alle 13:37 di oggi l'ultima scossa di magnitudo 3.9. Anche nella notte era stata registrata la scossa forte di magnitudo 4 della scala Richter nelle località costiere a 30 km a sud-est di Fiume. I turisti che in questo periodo affollano in migliaia delle località balneari istriane sarebbero corsi addirittura fuori dalle strutture alberghiere, riversandosi in strada, e poi fortunatamente sono rientrate perché non si sono segnati al momento feriti tra la popolazione. Più vicino, certamente diverso come allarme, ma più vicino anche nel tempo potrebbe essere l'allerta invece del maltempo che ritorna nel Veneto, perché il centro funzionale decentrato della Regione Veneto ha dichiarato per possibili situazioni di criticità idrogeologica dovute a forti temporali, ha dichiarato da oggi, quindi delle prossime ore fino a venerdì 11 agosto, lo stato di preallarme nelle zone centro-settentrionali del Veneto e lo stato di attenzione nel resto del territorio regionale. L'ARPAV ha comunicato che dalle prossime ore di oggi sarà possibile qualche locale rovescio e temporale sulle zone montane e pedemontane, occasionalmente anche in pianura. Non si esclude qualche locale fenomeno intenso sulle zone montane e pedemontane. Dalla tarda mattinata di domani l'aumento della instabilità con crescente probabilità di rovesci e temporali. I fenomeni saranno anche diffusi a tratti sulle zone centro-settentrionali. Si parla di forti rovesci, raffiche di vento e ovviamente grandinate. Tutte situazioni che a Cortina e nel Bellunese in queste settimane conoscono bene, purtroppo, per la tragica frana di Cortina d'Ampezzo. Stamane c'era il vertice in prefettura a Belluno per fare il punto della situazione. Una primissima stima dei danni per la frana di Cortina parla di almeno 7 milioni di euro di danni, e intanto gli evacuati non possono ancora rientrare in casa. Un'altra notte fuori casa per le famiglie di Alverà, evacuate da sabato quando la frazione è stata travolta dalla colata di fango e detriti, e non sarà l'ultima, visto che almeno fino a venerdì resterà aperta l'emergenza. Questa mattina in prefettura a Belluno il tavolo tecnico cui hanno partecipato tutti i soggetti coinvolti nei soccorsi: Protezione Civile, Veneto Strade, Vigili del Fuoco, Comune, Forze dell'Ordine e Genio Civile. Si è deciso di rinviare il rientro nelle abitazioni, come l'apertura della strada per Auronzo, al completamento del piano d'emergenza, quel piano quindi che specifichi per il futuro tutti i dettagli sulla vigilanza ed il monitoraggio della frana e delle condizioni meteo, così come l'eventuale piano di evacuazione qualora fosse necessario. In questa situazione si è ritenuto di predisporre, cosa che abbiamo fatto in botta nell'ora successiva presso la provincia, una prima bozza di piano d'emergenza sulla base del quale ci saranno delle integrazioni, delle osservazioni nelle prossime ore, e presumibilmente sarà attuabile da venerdì. Quindi ci vuole ancora un po' di pazienza per quanto riguarda il rientro delle famiglie nelle loro abitazioni e anche per la riapertura della strada. Allora parliamo dei vaccini. Fra meno di un'ora a Treviso ci sarà una nuova fiaccolata delle tantissime persone, dei vari comitati e associazioni che si oppongono al decreto del governo sulla obbligatorietà dei vaccini, contro il quale peraltro la Regione ha fatto ricorso. Ne parleremo fra poco nel TG di Treviso, potremo anche vedere questa fiaccolata. Ebbene, il tema resta dunque caldissimo, tanto più che manca quasi un mese all'inizio della scuola, che quest'anno dovrà fare i conti con questa obbligatorietà, con l'applicazione della legge in un'atmosfera, in una situazione di incertezza e di spaccatura tra le famiglie. Il 13 settembre suonerà la campanella per gli studenti veneti, poco meno di un mese dall'inizio delle lezioni di un anno scolastico che vedrà l'attuazione della legge sull'obbligatorietà dei vaccini. Una vera e propria rivoluzione per le famiglie, che dovranno non solo provvedere a vaccinare i propri figli nel caso non lo abbiano ancora fatto, ma anche comunicare l'avvenuta profilassi. Entro il 10 settembre può essere presentata la documentazione di avvenuta vaccinazione o un'autocertificazione. Per questi ultimi poi scatterà la scadenza del 10 marzo 2018, termine
termine entro il quale presentare il certificato dell'avvenuta profilassi. E ancora, coloro che sono in lista d'attesa devono presentare copia della prenotazione dell'appuntamento presso la propria ASL. Il Partito Democratico difende il provvedimento alla luce di nuovi dati: 86 nuovi casi di morbillo nell'ultima settimana, 219 bimbi colpiti lo scorso mese. Noi sappiamo che la vaccinazione serve a proteggere chi non si può proteggere perché è troppo piccolo. L'effetto gregge significa che chi si vaccina crea un cordone di protezione intorno ai più piccoli, ai più fragili, a quelli che non si possono vaccinare. E mentre le famiglie attendono di capire cosa effettivamente succederà, il timore del Codacons Veneto, che ha messo a disposizione uno sportello per avere indicazioni e assistenza, è che con l'inizio dell'anno scolastico possa verificarsi una situazione di caos. Come al solito 1000 vie italiane alla soluzione del problema, cioè ogni scuola, ogni situazione, ogni contesto, ogni ASL finirà per trovare quei punti di equilibrio che tra l'altro rischiano di essere poi differenti tra ASL, scuola e scuola. Ora la cronaca con nuove vittime purtroppo sulle strade del Veneto, nuove vittime sulle due ruote. Ha perso la vita ieri nel Padovano un 35enne. Sangue sulle strade padovane, uno schianto mortale tra un'auto e una moto è costata la vita a Maurizio Savoldati, 35enne padovano, morto in sella alla sua motocicletta mentre stava percorrendo via Caltana a Villanova di Campo San Piero. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sia l'auto guidata da un 49enne del posto con a bordo la madre 84enne sia la motocicletta procedevano in direzione di Sant'Andrea. Il motociclista forse non si è reso conto che l'auto stava svoltando a sinistra e gli è finita addosso. L'impatto è stato talmente violento che l'auto è caduta nel fossato e il Centauro è stato sbalzato dalla sella rimanendo esanime. La moto della vittima è stata inghiottita dall'acqua. Sul posto i sanitari del SUEM 118, i carabinieri e i vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere gli occupanti dell'auto sbalzata nel fossato dopo l'impatto. Ferite lievi per l'anziana signora trasportata all'ospedale di Campo San Piero per tutte le cure del caso. Un'altra vittima a Campo Nogara, la vittima un 42enne in scooter. Era da poco passata la mezzanotte di martedì quando Alessandro Rossato, 42enne operaio di Camponogara, ha perso il controllo del suo scooter uscendo di strada e cadendo di testa sull'asfalto. Aveva appena lasciato gli amici al bar di Prozzolo, imboccando via Gramsci per tornare verso casa, a poche centinaia di metri di distanza. La tragedia è l'incrocio con via Cesare Battisti. Dopo l'incidente il corpo del giovane è rimasto immobile al suolo. I presenti hanno provato inutilmente a rianimarlo in attesa dell'ambulanza che lo ha trasportato di corsa prima al pronto soccorso di Dolo e poi all'ospedale di Mestre, dove è stato fatto un ultimo disperato tentativo di salvargli la vita. È spirato alle 3 di notte senza riprendere conoscenza. Sul luogo dell'incidente i carabinieri che hanno escluso il coinvolgimento di altri veicoli. Alessandro Rossato, dipendente di un calzaturificio a Galta di Vigonovo, viveva in via Cadiedo a Camponogara con l'anziano padre, ora rimasto solo dopo la morte della moglie poco più di un anno fa. In Valsugana invece caccia a un pirata della strada. Lo stanno cercando ovunque, nei boschi, lungo il Brenta, fino ai confini con il Trentino. L'uomo, probabilmente di etnia rom, che ieri sera ha provocato un incidente mentre percorreva la Valsugana in direzione Bassano, all'altezza di Carpanè di San Nazario. A folle velocità ha cercato di superare 2 automobili, ma lo spazio era troppo poco. Inevitabile lo scontro frontale contro la Fiat Punto che viaggiava in direzione Trento. A bordo una famiglia che stava tornando da una gita alle grotte di Oliero. Una donna ora è gravemente ferita, ricoverata all'ospedale, il suo bimbo di 12 anni è sotto shock, il marito alla guida fortunatamente sta bene. Nessuno si è ancora presentato al comando di polizia in campo per le ricerche, anche gli uomini dell'Arma. Ieri in soccorso è arrivata un'ambulanza del 118 e 2 unità dei vigili del fuoco che per 2 ore hanno aiutato a gestire il traffico diventato a senso unico alternato. Inevitabili le ripercussioni su un'arteria come la Valsugana, teatro sempre più spesso di incidenti molto gravi. Ora è caccia all'uomo. Il Fiat Scudo che ha provocato l'incidente è di proprietà di una donna residente in Val Brenta che ora dovrà rispondere di incauto affidamento del mezzo che ora è sotto sequestro.
La Procura di Verona ha aperto una inchiesta per ora a carico di ignoti per la tragica morte della bimba di 9 mesi annegata domenica sera in una casa famiglia di Verona mentre la mamma, una cittadina nigeriana, le stava facendo il bagnetto. L'ipotesi del reato resta per ora abbandono di minore. Gli inquirenti non hanno ancora iscritto nessuno nel registro degli indagati perché vogliono prima capire nel dettaglio come si sono svolti i fatti. Il dato certo è quello dell'autopsia che è stata compiuta ieri pomeriggio e che ha confermato la causa di morte, cioè l'annegamento. L'ipotesi del dolo è stata da subito esclusa, infatti secondo gli inquirenti è altamente probabile che si sia trattato di un attimo di distrazione fatale della mamma proprio mentre stava facendo il bagno alla piccola. Dal Rodigino invece una terribile storia di violenza tra uomo e donna che arriva a sfociare anche nel sequestro di persona. Un inferno lungo 8 mesi, cominciato a gennaio, quando 2 giovani marocchini, entrambi ventenni, marito e moglie, iniziano a convivere. Ma la magia che dovrebbe accompagnare un periodo come questo, per la moglie ha ben poco a che fare con l'amore. Per lei inizia un incubo fatto di furiose liti che sfociano molto spesso in violenza. La giovane viene ripetutamente picchiata dal marito con calci, ceffoni, tirate di capelli, minacciandola di picchiarla ancora più forte nel caso lo avesse raccontato a qualcuno. Un mese fa, dopo l'ennesima discussione, la situazione degenera. La ragazza viene chiusa a chiave in camera da letto per alcuni giorni senza cibo, ma venendo ancora picchiata. La ventenne esasperata riesce a mettersi in contatto con il padre che la raggiunge a casa. Vedendo il volto tumefatto della figlia, l'accompagna all'ospedale di Legnago. Per il marito scatta una denuncia da parte dei carabinieri di Lendinara per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e minacce. Nella notte le fiamme hanno distrutto un macchinario all'interno di una ditta di imballaggio a Camisano Vicentino e un'operaia è rimasta intossicata. Camisano Vicentino, paura alle prime ore di oggi per un incendio divampato in una ditta di imballaggio nella frazione di Santa Maria. Una dipendente è rimasta intossicata dalle esalazioni di fumo. La chiamata ai pompieri è arrivata alle 2:45 dalla New Box di Via Industriale. Le fiamme pare siano partite da un macchinario all'interno dello stabile e abbiano iniziato a propagarsi. Accanto alla macchina si trovava una delle operaie di turno di notte che stava seguendo il processo di lavorazione degli imballaggi. Si è sentita male, è stata trasportata all'ospedale per tutti gli accertamenti, non è in pericolo di vita. Allora parliamo di Legambiente che ha presentato i dati sui campionamenti delle acque venete. Ebbene, le foci dei fiumi Brenta e Piave risultano fuori legge per i valori inquinanti a livello microbiologico. 10 campionamenti, 2 punti neri, fuori norma, entrambi nel veneziano, la foce del fiume Brenta, località Isola Verde a Chioggia, e la foce del fiume Piave presso il lido di Jesolo. Nero su bianco è il bilancio del monitoraggio svolto dall'equipe tecnica di Goletta Verde, la campagna itinerante annuale di Legambiente. I prelievi e le analisi sono stati eseguiti dal laboratorio mobile il 3 e 4 agosto e i parametri indagati sono microbiologici, enterococchi intestinali e Escherichia coli, e sono considerati come inquinati i risultati che superano i valori previsti dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia e fortemente inquinati quelli che superano di più del doppio tali valori. Attenzione, non è un giudizio sulla balneabilità del mare che viene avvalorata da ARPAV, riguarda però la fonte del mare. Quei fiumi o a causa di mala depurazione, di problemi sulla depurazione o anche a causa di scarichi illegali arrivano inquinanti che possono mettere a rischio la salute del mare. Insomma, i bagnanti possono stare tranquilli almeno per ora perché all'orizzonte resta un problema. Bisogna ancora lavorare e risolvere queste criticità con il più breve tempo possibile, perché poi queste criticità possono mettere a rischio la salute, l'abbiamo detto prima, ma anche l'economia del luogo. In ogni caso gli altri 8 campionamenti da Porto Tolle a Rosolina, da Punta Sabbioni a Iraclea, da Cavallino a Caorle risultano entro i limiti di legge. Il vero problema, ricorda Legambiente, non riguarda i comuni della costa. I comuni della costa sono comuni che in questi anni hanno investito nella depurazione, mentre ci sono ancora tutta una serie di criticità e di problematiche nei comuni dell'entroterra. Restando in tema di inquinamento e incendi di rifiuti in Veneto, Federico D'Inca del Movimento 5 Stelle ha presentato una interrogazione al Ministro dell'Ambiente.
Da tempo si paragona il territorio veneto alla terra dei fuochi campana. Bruciano aziende che si occupano di rifiuti come ad Est, Bussolengo, a Ponte di Piave. Il Veneto non diventi la nuova terra dei fuochi. Federico D'Inca, deputato veneto del Movimento 5 Stelle, ha depositato un'interrogazione al Ministero dell'Ambiente in merito al caso degli incendi dei rifiuti nella nostra regione. Ha chiesto al governo di contrastare il traffico di rifiuti verso il nord Italia e in particolare il Veneto, che rischia di diventare il territorio di incenerimento dei rifiuti italiani tramite incendi ad aziende su cui deve indagare perché ne va della salute dei cittadini e dell'ambiente. In regione, prosegue D'Inca, si assiste da più di un anno ad una lunga serie di incendi di rifiuti. Gli impianti prendono fuoco in tutta Italia, anche se è il Veneto la regione che rischia di trasformarsi in una nuova terra dei fuochi, con 20 roghi negli ultimi 2 anni. Vengono in mente anche gli incendi a Rossano Veneto, della Fiorese Ecologia, a Marghera con la Eco Ricicli controllata dalla Veritas. D'Inca ha chiesto al ministro di intervenire per contrastare il traffico dei rifiuti verso il Veneto. La nostra regione, ha affermato, non deve diventare il territorio di incenerimento dei rifiuti italiani, ma ci sono anche altri aspetti che preoccupano. Ed è di questi giorni l'indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Brescia, che sta inquisendo anche i dirigenti di importanti società per la responsabilità dei traffici di rifiuti da sud a nord, contrariamente al passato, quando i traffici erano da nord a sud. Allora parliamo della cosiddetta guerra del tiramisù tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Tutte le fonti documentarie e l'etimologia concordano, il tiramisù è trevigiano e per questo propongo al Consiglio regionale una risoluzione ad hoc. Lo rileva il consigliere regionale Riccardo Barbisan, vicepresidente del gruppo consigliare della Lega Nord, il quale ricorda che per determinare l'autenticità di un'opera d'arte un criterio fondamentale e immancabile è quello delle fonti documentarie. Ebbene, applicando questo principio imprescindibile non vi sono dubbi, il tiramisù, dice, è trevigiano. Intanto, mentre il governatore del Veneto Luca Zaia rilancia con la richiesta di inserire il prodotto trevigiano nella categoria DOP, la battaglia con il Friuli Venezia Giulia ovviamente continua a far parlare, prima fra tutti i cittadini del capoluogo della Marca che quasi alla unanimità rivendicano il loro gioiello culinario, a partire dal trevigiano più famoso di tutti. Va difeso, ma ricordando che è nato nelle case di tolleranza trevigiane. Quando parlano di tiramisù, io faccio parte di una civiltà di un altro tempo. Io posso dire che il tiramisù è nato nelle case di tolleranza trevigiane e io te lo posso dire anche per esperienza personale, perché le maîtresse ogni tanto ti davano una fettina così per tirarti su. È nato a Treviso e deve rimanere a Treviso, qui succedono delle cose molto strane, ecco. Un po' di disattenzione. Penso di sì, ecco. Però deve rimanere a Treviso, ecco. Ma non ne sono convinta, tante fonti citano il trevigiano come luogo d'origine, mi piace crederci. Penso che è sempre stato delle beccherie e credo insomma che sia nostro il primato. La regione avrà anche tante altre cose più importanti da fare, però tra le tante magari in ultima mettere anche questa. Sei da qua è Veneto. E quindi bisogna fare di tutto per riappropriarsi adesso? Perfettamente. Da quello che ho letto hanno fatto una bella ricerca in Friuli però, prima di attribuirsi nella paternità, hanno fatto una ricerca abbastanza storica, quindi forse dovrebbe fare lo stesso anche a Treviso. È nostro. Deve venire fuori la verità. Se poi la verità dice che non è nostro ma è di qualche altra zona, per carità, però bisogna saperlo. Tu ti dimostra tutto e dopo quando arrivi a fine nessuno dimostra niente. Il tiramisù è nostro e rimarrà sempre nostro. Torna questa sera come ogni sera 20:10, approfondimento dei temi della giornata della settimana e questa sera con Marta Marangon si parlerà della rivolta delle Proloco a 20:10, ospiti Fernando Tomasello, presidente Umpli Padova, l'Unione delle Proloco, e Franco Conte, senatore di Alternativa Popolare, quindi appuntamento alle 20:10 con 20:10 dopo il telegiornale di Treviso. E restando a Treviso, il ringraziamento del sindaco Luigi De Magistris e la medaglia della città di Napoli. Sono alcuni dei ricordi che Valeria Genove, la 32enne trevigiana, porterà con sé a Roma dopo i 2 anni vissuti a Napoli. Lei è la ragazza che ha postato un vero e proprio atto d'amore
nei confronti della città di Napoli, di cui abbiamo parlato ieri. Ebbene, oggi il sindaco De Magistris ha incontrato stamattina la ragazza, come vediamo in questa foto, nel comune di Napoli, e come vediamo anche nel video postato dalla ragazza su Facebook, e le ha donato la medaglia del comune di Napoli, e quindi questo riconoscimento, questo premio per il suo amore per la città. È davvero tutto per questa edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Acqua Estate, annuale Venezia, il parco acquatico per famiglie e ragazzi. 8 piscine, idroscivoli, animazioni. Acqua Estate è annuale Venezia. Un fronte instabile proveniente dalla Francia porta un tempo spiccatamente instabile sulle nostre regioni, con possibili fenomeni anche violenti. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto al mattino più nubi e qualche rovescio sulle aree alpine, ampio soleggiamento altrove. In giornata però peggiora su buona parte dei settori, con rovesci e temporali diffusi, anche forti localmente. Più asciutto invece sulle basse pianure e sulle coste veneziane. Vediamo anche le temperature, che risultano essere più o meno stazionarie ma sempre piuttosto calde, comprese tra i 28 e i 36 gradi, minime sui 20-24 gradi circa. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Maggiore nuvolosità sulle aree settentrionali, con locali rovesci e temporali sparsi su tutta la nostra regione. Vediamo anche in questo caso le temperature. Le massime risultano essere comprese tra i 30 e i 34 gradi, minime tra i 22 e i 24 gradi circa. Come di consueto concludiamo con il Trentino Alto Adige. Anche qui peggiora il tempo, rovesci e temporali diffusi sin dal mattino, ma più intensi nelle ore pomeridiane e serali. Vediamo le temperature. Le massime risultano essere in calo tra i 26 e i 27 gradi, minime attese sui 19 e 20 gradi circa. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati sudorientali. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci! Acqua Estate, annuale Venezia, il parco acquatico per famiglie e ragazzi. 8 piscine, idroscivoli, animazioni. Acqua Estate è annuale Venezia.